Ciao Emanuele, ciao Andrea, benvenuti in questo terzo episodio dell'unboxing dello stock da 160 vinili acquistato da Vendo Musica Store. Questo pacco è stato preparato da Fabio. Ciao Andrea. Ciao Andrea, due Andrea. Vi ricordo ovviamente, ecco, lo leggete anche qui, ve lo leggo, il sito per acquistare i dischi da Fabio Caria, da Vendo Musica Store, è www.discogs.com/it/user/vendomusica. Ciao Alferio, Dr. Alfa DJ, benvenuto, ciao Danilo. Adesso passo il cellulare a mia moglie che farà le riprese come al solito. Eccomi qua, io sono Reni J come al solito. Buongiorno a tutti, buongiorno. Siamo sempre nella location estiva qui fuori, si sta tanto bene. Anche perché dentro non c'è più spazio. Continuiamo ad invitarvi a venire, chi è di Roma, a mangiare un'ottima pinza romana presso Pizza Margherita, l'oasi della pinza romana. Siamo a Roma Sud, vicino Ciampino, vicino all'aeroporto di Ciampino, in quel di Morena, via del Casale Agostinelli 137. E niente, facciamo la pinza romana, che è una variazione della pizza con un misto di farine, e noi lo facciamo a regola d'arte, solo che oggi non ho pensato al coltellino e vabbè, abbiamo risolto lo stesso. Allora, oggi ci dedichiamo a questo pacco di vinili. Allora, questo come al solito nella plastica, e poi noi facciamo la raccolta differenziata. Vai. Danilo è abitato a Morena, in che zona? Oh là là. Ah beh, un bel po' di tempo fa Morena è cambiata tanto negli ultimi anni. Noi siamo in zona 7 metri, diciamo. Via dei 7 metri, a 2 passi dalla Ragnina, quindi centro commerciale Anagnino, Ikea, quella zona lì. Cominciamo subito. No, perché c'è Danilo Taddo DJ che è abitato, andava 10 anni a Morena, mi sta scrivendo. Ottimo, fa piacere Morena. Io pure quando ero piccolo ci venivo spesso perché andavo al liceo scientifico Volterra quando stavo a Pantanella, quindi ci bazzicavo parecchio. Questo è Dance Factory, Wake Up. Questo è un disco del... non lo riesco a leggere, vediamo. A leggere leggo tutto, 1998, perché è pieno di numeri e quindi bisogna trovare qual è la data. Questo è Wake Up. Ok. Questo era un White Label One and Master D. Boh. Non è che si legge proprio bene, scritto No, così, hanno usato questo font veramente rosso col bordino nero, vabbè. Capirai proprio. Io a quei tempi abitavo a Frosinone invece, mia madre lavorava là. Vabbè, questo è da sentire, Shaboom Shab 056 penso sia. Shaboom. Allora, 12 inch Soul Bossa Nova. Poi c'è un Sunset on Bama, la mia, solo un Bossa Nova. Caro Danilo, per adesso stanno in salone, con buona pace della mia pazienza. Ma presto. No, sto andando parecchio avanti. Ieri purtroppo ho dovuto ricominciare da zero nella Renicaverna perché mi sono accorto che i 1210 sono dei piatti più grossi del normale e come li stavo organizzando non ci sarebbero entrati. Quindi
ho dovuto riorganizzare tutti gli spazi. Poi lo vedrete perché piano piano sto portando a termine il progetto. E il cubano. Si tu querias. Ciao Dario. Oh, ecco Fabio. Ciao Fabio, Fabio Caria. Stiamo aprendo il terzo pacco dei tuoi 160 vinili. Ciao Pintus. Ciao Moreno, Sì, allora. a me sicuramente me lo dicono tutti, Danilo, che mi fanno santa prima o poi. Tra mio marito e mia figlia non si sa. Poi alla fine metteremo a posto pure la stanza di mia figlia. Ma prima vi faccio vedere in diretta com'è sistemata adesso. Abbiamo pure una stanza media che non ci si riesce a camminare perché ieri per la prima volta qui a Roma faceva troppo caldo, allora ho pensato accendiamo i condizionatori. Io ho il magnetotermico di tutti i condizionatori dentro la stanzetta media, solo che non arrivavo ad attaccare il magnetotermico perché non ci si cammina. Per me questa casa è un magazzino. Attenzione, Gangnam Project, il bello che è tutta roba che va Ciao buttata, Danilo, buon lavoro. Gangnam Project, questi sono Mauro Pilato e Max Monti, gli stessi che hanno fatto Gangnam, e questo è il titolo di quest'altro brano. Io questo non ce l'avevo, ce n'ho diversi del progetto Gangnam perché questo era un progetto che era nato con questo brano che si chiamava Gangnam, un progetto di Mauro Pilato e Max Monti, e hanno fatto diversi vinili sotto questo nome. Io ce l'avevo tutti ma questo mi manca, sono contento adesso che ce l'ho, anzi mettiamolo da parte che lo voglio sentire. Ok? Vanessa Murosi, Absolutely Everybody. L'ho sentita io personalmente. Questo è del 2000. Questa immagino che sia molto bello questo brano, perché nel 2000 questi brani così erano belli, infatti lo mettiamo tranquilli a sentire. Via. Poi The Culture featuring Francesca, Kiss My Lips. Eccoci qua. Io cerco sempre le date, copyright da tutte le parti. Questo è un indirizzo, quello è un numero di telefono. Questo è il dietro, se lo vogliamo far vedere. Intanto io vedo se dentro c'è una data, c'è... No. Ah sì, forse di qua c'è la data. 1997. 1997. Eccoci qua. Anche Giulio giustamente pone la domanda. Io sto sopportando, io non gli ho dato via libera per sistemare tutto e occupare tutto il salone finché non è tutto sistemato, per quello è un casino casa adesso. Però sono convinta che sotto lo spazio ce l'ha, ben organizzato, sarà fantastico. Questo per adesso è sopporto. DJ Promo, Ground Level, Journey Through the Night. Etichetta Face 2. No, già c'è così, Giulio. È già infestata di dischi, più di dischi che di mobili o di computer. Che poi più che computer sono pezzi di computer vecchi. Sì, purtroppo i computer. Mio marito viene da un amore verso i vecchi computer. Ce n'ho tanti giù. Mi piange il cuore pure a buttare un lettore CD-ROM perché so esattamente da dove viene. Però purtroppo con i lettori CD-ROM, visto nell'era che non si utilizzano più neanche i masterizzatori Blu-ray, Per non parlare dei dischetti. Figuriamoci a conservarsi un lettore CD-ROM che non legge né i DVD né i Blu-ray. È da pazzia proprio. Questo è Flying Records, MZ featuring Leila, The Seed of Happiness. C'è pure una trance version. Beh, insomma, i computer li butti, i vinili li ascolti per sempre, insomma, non è proprio... Poi, come ho detto ieri, purtroppo i computer sono calati dei prezzi in una maniera incredibile perché c'erano server, ripeto, che costavano 12 milioni, adesso sono solo da discarica perché non possono essere utilizzati in nessun'altra maniera, mentre invece sia i piatti della Technis che i vinili hanno mantenuto nel tempo il loro valore. Quindi, voglio dire, non è perché questi dischi, ecco, costavano io ricordo, tra le 9.000 e 12.000 lire, alcuni a 6.000 lire pure li trovavi. E adesso più o meno costano, sì, ci stanno pure da 50 centesimi, ma usati e in condizioni non troppo buone. Però ecco, la media è tra i 2 euro in su. Poi dipende pure dalla rarità del prodotto.
non ho capito perché c'è un disco delle Spice Girls Viva Forever che costa 100 euro, mi pare, una cosa del genere. Quello non lo capisco, è un solo brano, mix. Comunque, ritorniamo a noi, The Seed of Happiness, MZ featuring Leila. Molti sicuramente comunque non sono il suo genere, ma 7 Up. No, io ieri poi l'ho sentiti un po' tutti quanti, ieri pomeriggio mi sono piaciuti parecchi. Addirittura quelli che... Ah, a proposito, ho 2 dischi che sono registrati solo da un lato, quindi ho 2 lati B liberi. Come ci registro sul lato B di un vinile? Scherzo, ovviamente, non si può registrare, sono i single side, gli SD che quando trovate sul disco GSSD significa single sided, cioè SS mi pare, single sided, sono registrati da un lato solo. Io ce n'ho 2 che al lato B non c'è registrato nulla e al lato A c'è il brano. Allora, questo è 7 Up, lo estás baciando muy bien. muy bien. Ah, vabbè, e io purtroppo spagnolo niente, proprio zero. Vabbè. Ah, qui ci siamo scordati, mi sono scordato. Allora, attendete un secondo. Ok, ripronti. Allora, questa era 7 Up, abbiamo detto. Poi c'è sta pure la macchina, incarriamo qui sotto. Questo che anno è? Non si c'è legge. scritto. Qui non c'è scritto, andiamo a vedere dentro gli anni. Qui figuriamoci che c'è scritto. 1100, no, No, quello è 85 è un non è. seriale, no. Oh, Non lo so, ce lo dirò a disco GS poi quando lo vado ad archiviare. Allora, Stirling, Keep Knocking, BPM 96. Giriamo, facciamo vedere di qua. No, molti sono molto belli, Ora mi aspetto di trovare Gigi D'Agostino, Gabri Ponte, La Danza delle Streghe, pure quelli sono dischi che attualmente stanno tra i 20 euro in su l'uno. Però se uno aspetta e fa riesce pure a trovarli a un prezzo minore. Allora, questo è 300 metri, Feeling Emotion, su Time Records. Chiara? Chiara? 300 metri, Feeling Reggi un Emotion. attimo che vado a girare di su. 2001. Inquadra bene, Inquadra muovere bene, non mettere le dita davanti all'obiettivo. Il cellulare è passato in mano di mia figlia Chiara CDJ, che poi ha detto che gli piacerà senz'altro venire nella Reni Caverna a fare qualche mix. Inquadriamo, se si vede, Time Records, abbiamo detto 300 metri, Feeling Motion. 300 metri in rugra. Oh. Allora, My Sweet Lord, Cici Rogers and DJ Camacho. My Sweet Lord, logo. Si vede Chiara? Sì. Logo? Ok. My Sweet Lord, Papa Sun Style. Pure qui a trovare 1997, incredibile, c'è scritto e io l'ho visto. E questa chi non la conosce? Questo è un 33 giri, una compilation, un disco. Questo è del 75 ed è Mal, Parlami d'amore Mariù. Bellissimo questo, perché a me piacciono parecchio anche i 33 giri, diciamo. Io compro ancora, come ho detto, ultimamente Abidubbi, ho preso Edoardo Bennato, Il gioco continua, e poi ho preso Burattino senza fili, e questo è l'altro lato.
1975. Mal, parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. A me piace tutta la musica, ripeto ragazzi, cioè sta benissimo la musica. Io sono molto più selettiva. Io no. Root Joy Soul Power. Root Joy Soul Power. 1989 dovrebbe essere. 1989. 1989, anche qui c'è scritto. Root Joy Soul Power. Beh, ci stanno bei dischi, devo dire, con questo qua. Mickey G, Do Me Right. Do Me Right, questo è del 2003. Già stiamo un po' sul più nuovo. Dance. Questo addirittura è un promo. Do Me Right. Ricky Mazzamauro. In mezzo. Andiamo avanti. M8. Pathway to the Moon. Percorso fino alla luna. Bello pure questo dovrebbe essere. Questo 1996 su Columbia. Eccolo. M8. Carina la grafica. Sì. Paprika Records. Simone Gigante featuring Brinsley Ford. Shine Like a Star. E questo è del 2005, ancora più nuovo. Allora, andiamo avanti. DJ Mix Promo. Qui dentro c'è Lecan Bam Babalola. Babaloa Lola Babalola Hoya, Goddess of the Whirlwind. Qui c'è un codice a barre. Ok, andiamo avanti. Original mix Sunday Club Healing Dream. Non si vede perché Paul Van Dyck Remix. Dentro c'è un wow. 1997. Questo mi sa che lo metto qua, lo voglio sentire. In portafono. Andy Sartori, Bass Power. In copertina. Stereo. Ok. Stereo, due altoparlanti, stereo, due altoparlanti, due. Architects, Body Groove, featuring Nana. Da questo c'era scritto 4 euro, costava 4 euro. Io quando faccio così vuol dire che sto cercando una data. Made in Italy! Made in Italy! Qua ci dovrebbe essere per forza. 2000 Body Groove. Belli, belli. Binom keep on. Binom keep on. Binom keep on. Binom keep on. 1997 Club Mix. Andiamo avanti. Hard House Todd Terry. Check this out. Check this out. Check this out. B-Boys Club Hard House Todd Terry Remix. Ma Hard Style uscirà qualcosina? Chiede Daniele. Hard Style.
dipende da quello che c'è dentro sto disco, boh. sto pacco, boh. Sono pacchi sorpresa. Questi sono pacchi veramente a sorpresa. Jason Ames, Looking Back. Pure questo è un mix, pure questo, vado a vedere la data, 2002. Questi dopo il 2000 per me sono nuovi di pacca, sono appena usciti. Per me dopo il 2000 è tutto nuovo, è nuovissimo questo disco. C'ha 18 anni ma è nuovissimo, è maggiorenne. Chissà questo della foto come è cambiato. The Snake. Questo è il serpente, The Snake. Jake The Snake Roberts. Questo costava 18.000 lire, oh. Quando c'era scritto così era 18.000 lire, molti negozi di dischi mettevano soltanto il prezzo così, che ne so, 9, 8.5, 18. Non erano gli euro. E non erano euro, queste erano 18.000 lire, quindi andiamo avanti. Oh, quello pure è... Allora, Sugar in Space, Beat My Jam, Flying Records, ottima etichetta, molto ottima C'è la etichetta. data pure? C'è la data pure di qua allora. 1992. 1992, eccola qui sopra la data. Sugar and Space, Beat My Jam. Che? Me lo metti? Questo non Perché? mi piace a me. Che ne sai? Jazzatic Club Mix. Ah. Proviamo a sentirlo, sì. 20 Power Hits volume 2. Questo pure è del 1000. Allora, Volume 2. sì, E volume il volume 2. 1 dove sta? Vabbè, questi erano tanti, il volume 1 magari non ce l'ha perché. Allora. Questo lo vedo bello vecchio. Questo è qua quello che c'è sta. Questo è Questi sono gli American altri. Printed and Made in USA. Sì, questo è di importazione. Tommy James, The Partridge Family. Sì, e questo sarà il genere che ti piace a te, questo sicuro. Questo sarà jazz, qualcosa del genere. No, non credo. No. Forse gli Isley Vedi. Brothers, basta. Sì, comunque E gli altri non vabbè, mi è sembrano. da sentire, è da vedere che roba c'è dentro. Ci che- sarà un po' di tutto, sai come le classiche hits. Guardate quante tracce ci sono dentro questo disco, ce ne sono addirittura 10 per ogni lato. Guardate Tipo, come sai, sono. tipo colonne sonore, roba del genere. No, questi sono compilation che facevano. Power Hits, vedi? Sì, però Come da pubblicità TV. come da dipende- pubblicità sicuramente TV. sono cose famose tipo jingle, roba del genere. Anche. Ah, poi quello là per fare ginnastica era tutto parlato e c'è un po' di base che si sente appena, quello che abbiamo trovato ieri di ginnastica. Tutto completamente White parlato. Label. No, però qui ci sta qualcosa. Mix Import, una roba, DJ Mix. Bene, qui andiamo a leggere che cosa c'è sopra. Questo è double sided. 4 tracce. No, una traccia di qua e una sola di qua. E questo pure voglio sentire Vedo la perché che c'è. separazione. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo. Questo mo che mi ho messo. Dal 37 al 42. Pure questo è americano. Questo ti piace History of Jazz? Non ti auguri. Questo History sì, of ha voglia. Jazz. Sì, l'avevo notato che c'era Harry qualcosa dei nomi che conoscevo. Benny Goodman. Dal 37 al Questo 42. Benny Goodman. Questo mi piace a me. Questo pure deve essere molto bello. Facciata A. WW. C'è. No, questo pure è bello. E qui c'è We Are Easy to Love, coro, Stefano Secchi, Bliss Team. Mamma mia, questo deve essere bellissimo. Costava 10.500 lire su proprio Records. We Are Easy to Love. Perché tutta sta gente? Io ce l'avevo We Are Easy to Love, ma non c'era tutta sta gente. Questo è del 93. Stefano Secchi, Bliss Team, Killer Faber. Pure Killer Faber, grandioso, un altro nome
che si è un po' perso, però Killer Faber era molto conosciuto. E poi per ultimo su DV Records Raimunda Navarro, James Brown as Sex. Ah, io ho James Brown is Dead, James Brown as Sex. Vediamo che anno è. 1991, l'anno di James Brown is Dead. DVE, Dance World Attack, DVE. Sempre la casa, come diciamo, che cancellano sempre la pagina su Wikipedia. Savage, colui che ha avuto l'idea di fondare la DVE. Questa sentiamo dopo noi? Sì. Allora, andiamo ad ascoltare qualcuno di questi brani. Voglio proprio sentire questa, We Are Easy to Love, il primo, al volo. Magari non lo sentiamo tutto, sempre fedele telecomando. Uno Secchi, Killer Faber. Ah, ma sono tutti separati, coro. Vediamo un po'. Infatti il sound è quello. Ti lascio il cellulare e Sì. vado a cucinare. Ciao! Si sente bene? Sempre dal microfono del cellulare, eh? Ciao Diego, ciao Gianmaria, Stefano, ciao CPJ. Questo era proprio lo stile coro. Ciao Marina! Ciao Giuseppe! Ciao Alferio! Dr. Alpha DJ, DJ, 1, 2. E questo disco invece era di un certo Tony DJ, che aveva già il timbro e se li timbrava i dischi. Io li numeravo, archiviavo, e questi sono tutti da archiviare. Vi consiglio di provare, io ancora non l'ho fatto, però me ne hanno parlato benissimo. Disco GS come archivio dischi. Alla fine, quando avete finito l'archivio, vi trovate pure il valore della vostra collezione, minimo, medio, massimo, perché voi sapete che sul disco GS un disco costa diverso dal paese da cui viene venduto, dall'edizione, da tante cose, e il disco GS tiene conto di tutto, essendo l'archivio mondiale più fornito. Allora io adesso appoggio questo perché così cambiamo. Ditemi se si sente bene, eh? Anche se questa puntina non è fatta per screcciare, attenzione, bisogna avere anche delle puntine adatte per screcciare. Giorgetto Prezioso, ciao Daniele.
E questo è l'out del disco, l'uscita. Noi la sfruttiamo perché volevo sentire un attimino, solo un pezzettino. A Bliss Team lasciamo stare, tanto lo sappiamo. Volevo sentire Killer Faber, che era un grande. È un grande. Bella questa versione. Vedete perché avere i mix? Perché ci sono delle rivisitazioni dello stesso brano, magari una è un po' meno bella, una è più bella, una si adatta a un disco, a essere mixata con un disco, un'altra si adatta con un altro disco, sono diverse, quindi conviene sempre avere il mix con diverse versioni dello stesso brano. Non la metto tutta questa, un altro minuto e poi cambiamo. Circa un minuto e 10. Ciao Patrizia, benvenuta. Poi questi dischi avremo modo di risentirli tutti insieme, tutte le versioni, commentarle. Ci sarà modo e modo di fare tante cose. Basta. Mettiamo via questo. Aspettate, non sono sparito, E volevo sentire questo vuoto, questo qua White Label. Vediamo che roba è. Tra l'altro di solito quando è così girano a 45, vediamo subito. Ciao Renato! Oh, tanto brutto questo non è, oh! Senti che sound! Questo è il sound fino agli anni 80! Bello questo sound, bello, bello. Sì, questa è seconda meraviglia. Fabio, visto che sei ancora collegato, White Label. Vi ricordo sempre l'indirizzo per acquistare dischi dal nostro amico Fabio Vinili Caria. Vendo Musica Store su Disco GS
www.discogs.com/user/vendomusica. Come sempre garanzia di qualità. Ogni tanto lui, sicuramente poi da settembre ricomincerà, fa degli stock di dischi come questo che state vedendo che io sballo ad un prezzo molto buono. Magari se glielo chiedete gentilmente, lui qualche foto di qualche vinile che è compreso nello stock ve la fa pure, un paio di foto con quelli che potrebbero essere quelli che ci sono. Certo, il prezzo è perché c'è meno lavoro dietro di scelta, di archivio eccetera, quindi sono dischi che vengono messi proprio in stock senza fare foto, senza archiviarli, quindi il prezzo scende. Però come vedete io devo dire che fino adesso sono molto contento di questo stock, perché parecchi vinili sono belli. Pure questo che sembrava chissà che, questo è un bel sound anni 80, fine anni 80. Arrivano messaggi, questo è il cellulare di mia moglie, quindi arrivano messaggi per la pizzeria, ma possiamo aspettare un attimino prima di rispondere. Chiama pure quello dei supplì adesso. Margherita, doveva venire quello dei supplì oggi? Perché ti sta chiamando Giuseppe dei supplì. No, è uno che mezzo cliente, mezzo... Vi ricordiamo sempre di venirci a trovare a Pizza Margherita, ad assaggiare anche i nostri fritti artigianali. Siamo famosi sia per i supplì che per i fiori di zucca artigianali, li facciamo noi. Abbiamo ampissima scelta di fritti, siamo friggitoria, facciamo tutto a mano, quindi tantissime scelte di fritti. Ciao Michele, ciao Simone, grazie di essere con noi. Questi un po' tutti da pulire questi vinili, ma ci vuole poco per pulirli. Ho comprato anche i panni, c'ho il prodotto, c'ho tutto. Vediamo se riesco a ripoggiarlo qui. Aspetta, mo te lo chiamo io. Tanto io ho quasi finito qua. Sì, senz'altro, ti aspettiamo Alferio. Tagliamo pure questa, un attimino solo, che poi ci serve il telefono. Reggi un attimo, che poi ci serve il telefono. Quindi ne sentiamo un'ultima e poi ci salutiamo. C'è mia figlia che festeggia per qualcosa. Questi li sentiamo insieme. Questa dopo, questa dopo. Vediamo questa di Can Gam e poi basta, via. Poi ci salutiamo. Abbiamo fatto una bella diretta. Allora, Gam Gam Cosmic Version, Label Seed Cosmic Version 33. Cosmic Version 33. Vediamo che hanno fatto questi di Gam Gam. Tanto ciao Victor! Stereo è bellissima questa,
Questa è tutta l'intro che si può saltare quando si mixa, Ancora una intro, che è una intro lunghissima. Si presta a essere mixato per un sacco di tempo. Ciao Daniele. Questa mi sa che è tutta così. Andiamo un po' più avanti. Bongolongo Africa, listen to this funky chat, sing along with the song, let's get mad. Bongolongo Africa, listen to this funky chat, sing along with the song, let's get mad. Bongolongo Africa, listen to this funky chat. Sempre progetto Gam Gam, Pilato Monti. Bongolongo Africa, listen to this funky chat, sing along with the song, let's get mad. Bongolongo Africa, listen to this funky chat, sing along with the song, let's get mad. Bongolongo Africa, listen to this funky chat, sing along with the song, let's get mad. Bongolongo Africa, listen to this funky chat, sing along. Bella, oh. Ma non è proprio a cappella perché poi è partita, vedi? Le versioni a cappella sono quelle solo voce, dove hanno levato tutte le tracce strumenti e hanno lasciato la voce. Le usavo tantissimo, però erano pochi i dischi che ce l'avevano, le versioni a cappella, bellissime. All'epoca, quando capitavo dove c'avevano un campionatore, era bello campionare le voci. Già. Questa è bella, una bella versione, si lascia ascoltare, vedi, scorre. E tutto quel pezzo prima serve per fare il cambio, se lo fate pure con quella, un cambio lungo, bello, bello, mazza. Niente, alla fine di questo brano ci salutiamo, vi ringrazio per avermi visto. Oggi sono uscite le Golden Memory numero 24, un anno di Golden Memory in due compilation. La prima già l'ho pubblicata, la seconda la pubblicherò alla fine di questa diretta. Una è l'Italian Memory, l'altra è la Soft Memory. Una è tutta musica italiana e l'altra è tutta musica lenta, tutta musica d'amore straniera. Ok? Quindi vi invito ad ascoltarle su www.mixcloud.com/Renato De Vita. Il DJ 70 è il campionatore, bel campionatore. Si prestava a fare tante cose e poi ne parleremo un po'. Ho delle idee in mente. Continuate a seguirmi perché a settembre ci saranno delle novità, Continuate a seguire le mie dirette. Bella questa versione, bella. Grazie Alferio, dottor Alfa.
DJ. Siamo alla fine, guardate la puntina. Pochi secondi. Ragazzi, vi saluto, grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio a tutti. Ciao!